L'ha ipnotizzata e forse stordita con delle droghe, poi ha abusato di lei. Un cittadino pakistano di 45 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Il fatto è venuto il 30 novembre. La vittima è una commessa di 30 anni. Lo straniero sarebbe entrato nel negozio dove lavora in un comune della Bassa Padovana presentandosi come rappresentante di sciarpe. Appoggiato la borsa sul bancone, l'uomo avrebbe estratto una sciarpa, ne avrebbe tolto un filo e gli avrebbe dato fuoco intorpidendo la commessa. Poi, con l'aiuto dello sguardo, l'avrebbe soggiogata abusando di lei fino all'arrivo di una cliente. Capito quanto le era accaduto molte ore dopo, la giovane donna ha visionato le immagini di videosorveglianza del negozio e poi si è rivolta ai carabinieri che hanno rintracciato e fermato il pakistano. Nella zona, secondo i carabinieri della compagnia di Abano Terme, sarebbero accaduti altri due episodi. Le vittime purtroppo potrebbero essere però più numerose. I carabinieri le invitano a non temere e a rivolgersi a loro per la denuncia.